La Confcommercio con l'associazione 50 e più oggi è la tappa del progetto Io non ci casco nipoti digitali, un pubblico diverso che abbiamo visto molto attento alle vostre sollecitazioni. Continua il tour e nell'associazionismo della città, quindi Confcommercio, così come nella precedente edizione, ci ha dato la disponibilità di poter venire nella sede di Agrigento a parlare, a discutere, a dare informazioni, grazie ai nostri ospiti speciali della Polizia Postale e dei Carabinieri che oggi sono con noi, per informare i loro iscritti di quelle che possono essere le trappole e le truffe che quotidianamente si susseguono, soprattutto per quanto riguarda il mondo del digitale. E qui la campagna Io non ci casco nipoti digitali, che la stiamo presentando anche in questa sede della Confcommercio, ma più in generale stiamo cercando di dare delle informazioni a questi nonnini che, devo dire, sono molto attenti e anche in un certo senso a conoscenza di quelle che sono le truffe, ma perché le hanno vissute in un certo senso personalmente, e quindi sono degli incontri dove c'è un interscambio di idee, un interscambio di esperienze, e questo fa diventare gli incontri molto piacevoli e nello stesso tempo immettono nel nostro meccanismo nervoso, diciamo, la conoscenza di quelle che possono essere le truffe. Ricordiamo brevemente le prossime tappe. La prossima tappa sarà nell'istituto scolastico di Agrigento, l'ultima tappa che faremo, che è Agrigento Centro, e poi saremo nella confederazione della CNA, ma non solo, perché stiamo predisponendo e programmando quella che è la finale del progetto Io non ci casco a Natale, un Natale solidale per evitare le truffe. Stiamo pensando di raccogliere tutto il materiale che i nipoti digitali ci porteranno, quindi pensiamo ad una premiazione, ad un momento di informazione e di divulgazione, ma soprattutto Io non ci casco a Natale, perché diventa un periodo pericoloso per le truffe, soprattutto digitali e online, a causa degli acquisti che si fanno. Sì, oggi abbiamo un incontro con l'associazione 50 e più, dove sono presenti gli anziani. È un secondo incontro dopo quello che è stato fatto già l'anno scorso. Infatti molti anziani erano già presenti all'incontro precedente. E si è voluto parlare proprio oggi di come gli anziani utilizzano il cellulare, quindi spesso come, diciamo, un mezzo con cui stare in compagnia e quindi condividere determinati momenti. E spesso l'anziano si ritrova anche solo nel rispondere ad estranei, quindi si parla di situazioni che realmente gli anziani vivono, e pertanto si è voluto precisare che all'interno del comune di Agrigento c'è lo sportello sociale di ascolto, dove rispondo proprio io come psicologo, pronta ad ascoltare gli anziani che si possano trovare in difficoltà, anche quegli anziani che purtroppo vengono spesso truffati anche dall'ingenuità, dalla distrazione o dalla fretta di rispondere, e che spesso si ritrovano a dover avere paura oppure ad avere delle condizioni a poter parlare con i propri familiari. Quindi attraverso lo sportello è possibile poter trovare una voce di conforto e anche un momento, uno spazio per potersi diciamo relazionare. Una iniziativa preziosissima, preziosissima perché grazie a questa iniziativa, con questo taglio, si dà valore a quella che è la cooperazione. La cooperazione intesa come un rapporto sinergico fra diversi enti, istituti, associazioni datoriali che mettono in moto una macchina grazie alla quale i nostri anziani possono essere informati, perché la prevenzione parte innanzitutto dall'attività informativa, e senza un'attività informativa che possa arrivare ai nostri anziani, mia mamma, ai genitori di tutti, ai nostri nonni, magari non si riesce nell'intento. Quando si fa un'attività di questo tipo e si riesce a raggiungere anche solo un anziano che riesce a essere aiutato in un momento in cui magari qualcuno lo vuole truffare, allora si è raggiunto l'obiettivo. Siamo grati di poter essere stati coinvolti per il secondo anno consecutivo in questo progetto, e l'associazione datoriale che rappresento, Commercio di Agrigento, si è sempre messa a disposizione per queste e per tutte le altre attività che possono dare un minimo di sostegno alle classi, ai nostri anziani.